sul palco con me, in particolare Carlo Muccio della Willa Pesca del Veneto, Pierpaolo Piva della FAI CISL del Veneto e Mauro Baldi della FLAI CGL del Veneto. Quindi abbiamo i tre sindacati di categoria, appunto, che ci racconteranno, sulla base anche di quello che abbiamo appena sentito, quelle che sono un po' le problematiche del settore ataviche e quelle che sono poi le problematiche attuali, dalla situazione Covid a purtroppo la guerra in Ucraina e l'aumento dei costi, il carburante e non solo. Vogliamo fare un attimo il punto della situazione e quindi vi faccio accomodare e lascio anche a voi la parola. Intanto sicuramente aggiungo che tutte le slide che abbiamo visto e che magari sono state veloci perché i tempi sono contingentati, siamo in tanti questa mattina a dover parlare, saranno disponibili sul sito di Veneto Agricoltura di qui a oggi, nei prossimi giorni, quindi a disposizione per chi volesse poi approfondire le relazioni che abbiamo appena ascoltato. Ecco, ne approfitto già per anticipare questo. Prego, a lei la parola. Grazie, ringrazio la nostra amministrazione e il mercato ittico che ha avuto questa bellissima idea, no, degli stati generali, che poi comunque giustamente se l'è presa la regione, l'ha fatta sua e l'ha ampliata, l'ha fatta diventare un qualcosa di molto più grosso. Io sono Carlo Muccio, sono il segretario Veneto, quindi di tutta la regione Veneto della Willa Pesca, della WIL, e quindi faccio parte delle organizzazioni sindacali, quindi le parti sociali. E in breve, noi rappresentiamo, visti e sentiti i numeri di prima, almeno 3.000 addetti al comparto, quindi di questo comparto. Molto, quindi soprattutto le persone che sono imbarcate. Questo è un settore, quindi quello dei pescherecci, dove forse è l'unico settore in Italia dove non c'è nero, dispiace dirlo. A bordo dei pescherecci non esiste una persona che non è non assicurata. Questa è una cosa che dobbiamo vantarcene, perché poi comunque è regolata dalla Capitaneria di Porto, quindi potremmo prestare delle idee anche agli altri servizi. Il nostro ruolo qual è? La pesca, io ho apprezzato tantissimo la dottoressa Brioschi e mi sarebbe bello tutte le mattine ascoltarla, perché è stata veramente positiva sul nostro comparto. E poi quando ho citato appunto gli 11 su 17 e il primo è quello della lotta alla povertà, là devo ricordare che un imbarcato purtroppo non supera i 9, 10, 11.000 euro all'anno di reddito lordo. Quello della pesca è un'altra delle peculiarità italiane e secondo me è bellissima, anche questa da portare negli altri settori, che è quello della parte, cioè a bordo si è una famiglia e se questa settimana abbiamo guadagnato tolte le spese, noi ci dividiamo il resto. Quindi questa è una cosa che non esiste in nessun settore lavorativo di oggi. Diciamo che è una cosa veramente molto bella, culturale e che ha dato tanto forza a questo settore. Ciononostante, ecco, il ruolo di noi sindacati, noi cerchiamo, e se ne sta parlando tantissimo, che ci sia un minimo, perché sebbene è stupendo dire siamo tutti nella stessa barca e quindi ci dividiamo quello che guadagniamo, però sappiamo benissimo che i periodi di pesca non sono tutti uguali, quindi ci sono alti e bassi. Allora noi sindacati cerchiamo di
di fare in modo che ci sia almeno un minimo sindacale, e abbiamo introdotto il minimo monetario garantito. Dopodiché abbiamo introdotto, stiamo chiedendo con forza, l'avete sentito dire, la CISOA, che da gennaio già i pescatori stanno pagando, la CISOA, la cassa integrazione, e stiamo chiedendo che avvenga per il momento e per l'agricoltura, ma noi stiamo chiedendo di applicarla anche alla pesca, perché, cito un'altra volta la dottoressa Brioschi con la frase, no, che io esco in mare anche se è brutto tempo, vorremmo farlo, lo fa il pescatore, quindi in questo è eroico, è bellissimo. Però noi vorremmo, siccome stiamo parlando di pescherecci che hanno 60-70 anni anche, allora vorremmo che la sicurezza sia al primo posto. Quindi chiediamo la CISOA non solo per i periodi di fermo biologico, come tra poco c'è qualche eco, come tra poco ci sarà il fermo biologico, ma la CISOA ci consentirà di non uscire in mare nelle condizioni meteo avverse, si dice, quindi rischiare la vita. Purtroppo si muore ancora in acqua, e purtroppo non abbiamo ancora una legge sulla sicurezza nella pesca che possa essere adeguata alle condizioni di una battuta di pesca. Quindi il nostro ruolo è quello di far sentire la voce degli imbarcati. Quindi in questo noi chiediamo non solo allo Stato, per esempio ringrazio Corazzari perché sta veramente dimostrando tantissima sensibilità, credo che sia veramente tantissimo impegnato, lo vediamo tutti i giorni per il nostro tema, e quindi per esempio per noi sindacati c'è una legge degli anni 90, una legge regionale, che non ci consente di partecipare al tavolo azzurro. Corazzari lo sa, stiamo attendendo che anche la politica possa rifare questa legge, perché insomma sì, le aziende è giusto che siano a quel tavolo, le organizzazioni datoriali, ma è giusto che siamo al tavolo anche noi che rappresentiamo gli ultimi. Quindi è bene poter portare questi stimoli, e d'altronde, e poi concludo, lascio la parola ai miei colleghi, penso di stare, no? E concludo dicendo che infatti per noi la sicurezza a bordo è prioritaria. Solo negli ultimi 3 anni abbiamo formato quasi 1000 pescatori, e li abbiamo formati sui temi chiave della sicurezza: il primo soccorso, l'antincendio, i responsabili. Quindi noi, proprio sapendo che il mestiere del pescatore è uno dei mestieri più logoranti e anche meno sicuri, noi in questo stiamo riuscendo a battere il martello, a battere il pugno, a farci sentire. E quindi solo l'anno scorso abbiamo formato 340 pescatori, quest'anno ci accingiamo a formarne ancora, questo senza nessun aggravio alle aziende, agli armatori. Vi ringrazio ancora e lascio la parola ai miei colleghi. Grazie mille, vi ringrazio anche perché state tutti rispettando i tempi, quindi abbiamo modo tutti di parlare, quindi veramente grazie. Pierpaolo Piva, FAI CISL di Venezia. Grazie, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio
per l'invito. Credo che lascia spazio anche alle parti sociali per parlare appunto di questi due settori molto importanti, cioè pesca e acquacoltura, sia sicuramente di fondamentale importanza. Diciamo che io cercherò nel mio intervento di far vedere questi due settori sotto la prospettiva sindacale. È stato deciso di dare un taglio tecnico appunto a tutte queste giornate, quindi cercherò anch'io per quanto possibile di dare un po' di taglio tecnico appunto a questi due settori. Parliamo chiaramente di pesca lagunare, di acquacoltura, i numeri sono già stati detti prima, quindi abbiamo un indotto di lavoratori molto importante. Apro una parentesi, è un peccato comunque oggi non vedere i pescatori, sarebbe stato bello vederli i pescatori presenti in sala, magari le prossime occasioni sicuramente li vedremo. Allora, per quanto riguarda l'acquacoltura, che è comunque un settore molto importante anche per il Veneto ma anche per tutto il territorio nazionale, il contratto che viene applicato è il contratto agricolo seguito da un contratto provinciale, quindi ogni provincia per quanto riguarda l'agricoltura ha un suo contratto. All'interno appunto di questo contratto provinciale c'è, o meglio a fianco a questo contratto provinciale c'è un ente bilaterale. In questo ente bilaterale si danno dei servizi ai lavoratori dell'acquacoltura, quindi tutti i servizi di welfare, parlo di integrazione di malattie e infortunio, assegno di natalità, assegno scolastico per i figli dei lavoratori. Quindi una forma di welfare per questi lavoratori molto importante, anzi da sponsorizzare, perché purtroppo in alcune aziende, soprattutto le aziende medio-piccole, acquacoltura, vallicoltura, ancora non conoscono. Per quanto riguarda invece il settore della pesca, purtroppo le tutele sono ridotte al minimo. Sono ridotte al minimo perché? Perché a parte la pesca settore industria, dove viene applicato il contratto appunto dell'industria, per quanto riguarda la pesca lagunare abbiamo la maggior parte delle barche sono associate o a delle cooperative di servizio o a cooperative armatrici. Ai lavoratori o sono inquadrati con la vecchia normativa legge 250 del 1958, quindi un secolo fa, o sono inquadrati con il contratto della cooperazione. Il contratto della cooperazione stipulato da FAI, FLAI, WILA e Alleanza Cooperative è un contratto relativamente nuovo, diciamo che 20 anni fa questo contratto non c'era, ed è un contratto che permette al lavoratore di avere un minimo monetario garantito e una retribuzione alla parte. Con il minimo monetario garantito e con la retribuzione alla parte, quindi con l'inquadramento appunto a questo tipo di contratto, il lavoratore può accedere agli unici ammortizzatori sociali che purtroppo abbiamo nella pesca, e cioè ad oggi la NASPI. Non c'è più la cassa integrazione in deroga perché chiaramente è finito il periodo di emergenza, quindi ad oggi questo è l'unico ammortizzatore. Il lavoratore che invece è inquadrato soltanto nella legge 250, socio di una cooperativa, purtroppo non è coperto da nessun tipo di ammortizzatore sociale, senza contare che per tutti i pescatori nel momento in cui si sbarcano per malattia corrono il rischio di non essere più reimbarcati dal datore di lavoro che lo ha sbarcato per malattia. Allora, qual è l'obiettivo futuro? L'obiettivo futuro è quello di armonizzare questi due settori, quantomeno attraverso gli ammortizzatori sociali. Si è parlato tante volte di CISOA. La CISOA l'abbiamo in agricoltura, l'abbiamo quindi nel settore dell'acquacoltura, e quindi la CISOA deve entrare nella pesca. Io spero veramente, dopo tante parole, dopo tante anche promesse a livello ministeriale, che la CISOA per la pesca sia attuativa
questo autunno, perché non possiamo più parlare e dire c'è la CESOA, ma di fatto la CESOA non c'è, perché deve essere ancora attuativa. Ultimo step, e poi chiudo, per quanto riguarda la sostenibilità. No, si parla spesso di sostenibilità ambientale, ma credo sia anche giusto parlare di sostenibilità sociale, una sostenibilità sociale che garantisca condizioni sicure ed eque alle imprese, ai lavoratori e anche ai consumatori. Faccio parte, la CISL fa parte del Comitato Consultivo Europeo dell'Acquacoltura, che tra l'altro vedo anche con Andrea Fabris dell'API e con altri attori a Bruxelles, dove spesso parliamo appunto di sostenibilità sociale, dove spesso si parla, all'ultimo incontro, si parla di come attrarre i giovani a questo settore, e credo che l'obiettivo futuro anche per i due settori, non solo dell'acquacoltura ma anche della pesca, sia quello di introdurre la clausola di condizionalità sociale, così come è stato fatto nella nuova PAC per l'agricoltura. Io chiudo, vi ringrazio e buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Ultimo appunto intervento rispetto al ruolo delle parti sociali, Mauro Baldi della FLAI CGIL del Veneto. Sì, intanto ringrazio per l'opportunità che ci è stata data di essere presenti in questi importanti momenti appunto degli Stati Generali della Pesca. Si parla molto nell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. È naturale che lo sviluppo sostenibile parte da una serie di cose, almeno da quello che noi pensiamo. La sostenibilità viene data dalla possibilità di avere un prodotto in mare e che quindi con un mare anche sostenibile, ma che questo prodotto sia poi di sostegno per chi ci lavora in questo settore. Quindi nel momento in cui rischiamo di avere la mancanza di prodotto, rischiamo poi di mettere in discussione e quindi in difficoltà le imprese che vi operano e tutti i dipendenti. Ecco che quindi sostenibilità vuol dire anche questo, la sostenibilità, e difatti ritengo importante un punto, l'obiettivo 8 che si è data l'Agenda 2030, che è quello di incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e quindi un'occupazione piena e produttiva. E visto che noi rappresentiamo i lavoratori, un lavoro dignitoso per tutti. Un lavoro dignitoso vuol dire che dà la possibilità di poter portare a casa quell'aspetto fondamentale che è l'aspetto economico per far vivere la propria famiglia in maniera dignitosa. I problemi ci sono. Io arrivo da un territorio, Rovigo, conosco molto bene il Delta del Po, saluto il sindaco di Porto Tolle che è presente, come l'assessore Corazzari, che siamo più o meno dello stesso territorio e quindi ci conosciamo. Quali sono le problematiche che sono emerse in questo ultimo periodo? Problemi che veramente sono seri, ma che immagino che la Regione Veneto saprà poi riuscire a portare a termine e fare in modo di eliminare queste problematiche. Abbiamo delle problematiche serie, strutturali, che riguardano la moria attualmente, visto anche il tema climatico che ci troviamo di fronte, quindi quell'emergenza che veramente ci dovrà far pensare e far discutere anche come vivere nel futuro in modo sostenibile, no? Guardiamo gli eventi climatici che stanno avvenendo, guardiamo il Po, guardiamo la siccità che vi è, che riguarda l'agricoltura ma riguarda anche la pesca, guardiamo la salinità che sta aumentando sempre di più, che sta andando all'interno del fiume Po, e che mette quindi a rischio le coltivazioni che abbiamo di valore e di pregio nel delta, che sono le vongole, i mitili, le cozze, e al tempo stesso le problematiche che abbiamo per chi va a pesca. Se pensiamo a Pila, ancora un qualche problema lo abbiamo per chi esce in barca dalla bocca di porto di Pila.
devono essere assolutamente portati a termine e in maniera perentoria, e che rimangano quindi poi lavori ultimati e che siano di aiuto per chi lavora, per chi esce in mare, e non uscire in pericolo. Quindi sono questi temi importanti che, almeno dal mio punto di vista sindacale, perché noi rappresentiamo sì i lavoratori, ma rappresentiamo anche perché nel momento in cui non avremo più i datori di lavoro, diciamolo così, o i pescatori, è naturale che se non abbiamo questi non abbiamo nemmeno chi noi poi rappresentiamo. E quindi è un bene per tutti il fatto che tutti stiano bene e tutti possano vivere e lavorare in maniera dignitosa e dare un contributo all'economia del territorio, perché ricordiamolo, il Delta, come tutta la provincia di Rovigo, è un territorio povero. I redditi più bassi di tutta la regione Veneto come provincia, un forte aumento di disoccupati e sul Delta questo tipo di economia che dà un valore aggiunto molto importante al territorio e che fa ancora rimanere i lavoratori e i cittadini nel territorio, quindi quella resilienza di cui tanto si parla. È naturale che la resilienza rimane nel momento in cui abbiamo la possibilità di lavorarci. Nel momento in cui non ho più questo, purtroppo il Polesine ha già avuto negli anni 50 una forte immigrazione dovuta a un evento climatico che è stata la rottura del Po e quindi l'inondazione. Adesso non vorremmo che si ripetesse un ulteriore, perché? Per il fatto che manca quella cosa fondamentale, che è quella cosa che fa vivere bene tutti, che è il lavoro. Quindi ringrazio per questa opportunità veramente che ci è stata data, auguro buon lavoro a tutti e viva sperando che le cose veramente possano andare meglio. Grazie a tutti. Grazie mille anche alle parti sociali, un buon lavoro anche a voi.